Lions Agrigento Osto oggi impegnato in un interessante e appassionato dibattito sul turismo in un momento diciamo anche negativo per quello che sta succedendo in tutto il mondo. Sì, assolutamente. Alla BIT abbiamo respirato il coronavirus. È un momento molto triste per il turismo, per la crocieristica e per altri segmenti del mondo del turismo. Ma oggi siamo qui per dibattere, per tentare di fare un po' di analisi sul turismo in Agrigento, in provincia di Agrigento e perché no anche in Sicilia. Purtroppo la marginalità della nostra città ci porta ad essere lontani da tutti, lontano da tutto e da tutti i flussi turistici. Grazie alla Valle dei Templi riusciamo a raccogliere tanto, però le bellezze naturali, paesaggistiche del nostro territorio potrebbero veramente esplodere. Un turismo congressuale che non riesce ad emergere, non riesce a dare i propri frutti quando invece ha delle potenzialità straordinarie. Per cui qui siamo tutti impegnati nel tentativo di far crescere questo territorio, di metterci assieme tutti gli operatori e cercare di capire quale strategia utilizzare per il futuro. L'iniziativa dei Lions oggi mi offre l'opportunità di poter dare anche il mio contributo di idee e di formazione per quel che ovviamente può servire, ma proprio perché oggi serve più che mai di fare massa critica e operare tutti quanti insieme verso un unico obiettivo. Allora la cosa importante già incomincia a individuare e a determinare qual è l'obiettivo che dobbiamo conquistare, non l'obiettivo che il singolo ritiene dover conquistare, ma quello che riguarda di darci una visione strategica di sviluppo. Hai voluto anche tu dare il tuo contributo al turismo, un settore che tu conosci benissimo perché lo rappresenti in tutto il mondo. Sì, in effetti lo rappresento in tutto il mondo e mi ha dato grande soddisfazione per essere ultimamente a chiusura di anno 2019 inserito fra i 10 nominativi di giornalisti a livello mondiale, e questo fa onore non solo a me personalmente ma alla Sicilia ed in particolare alla mia provincia di Agrigento. Altra bella decisione è stata quella che in Marocco il mese scorso è stato deliberato su mia proposta di assegnare l'Oscar del turismo 2020 al Parco archeologico e paesaggistico della provincia di Agrigento. Già io ho contattato il direttore Ciarratta e il presidente Agro per vedere in che termini organizzare la consegna di questo premio internazionale con la delegazione mondiale che dovrebbe venire ad Agrigento. Io cercherò di portare non solo la testimonianza brevissima della mia esperienza nel campo del turismo e dell'ambiente, del paesaggio, ma proverò anche a sollevare qualche riflessione sulla possibilità che il nostro territorio lasci partire un turismo più ragionato, più organizzato, che coinvolga i giovani che purtroppo sono costretti a cercare lavoro altrove e che abbia quindi la capacità di coinvolgere le grandi risorse del nostro territorio, che noi guardiamo con un occhio stanco, con un occhio rassegnato. Convegno dei Lions oggi sul turismo ad Agrigento che coincide con il prossimo inizio del Mandorlo in Fiore. Ma un'importante iniziativa che ha voluto promuovere il Lions. Ringrazio Emanuele Farrugia nella sua qualità di presidente del Lions per aver scelto la location del consorzio universitario per questo importante convegno in cui si discuterà delle problematiche inerenti allo sviluppo turistico del nostro territorio e delle prospettive di un rilancio del turismo agrigentino. Allora, intanto plaudiamo come ABBA, Associazione B&B di Agrigento, plaudiamo all'iniziativa, qualunque cosa attiri l'attenzione sul nostro comparto sicuramente non può che migliorare una situazione che purtroppo, ahimè, anche per gli tristi eventi di natura dei virus, insomma, di attualità che conosciamo tutti, stanno penalizzando un po' tutto il settore. Cosa ci vorrebbe? Sicuramente una maggiore attenzione da parte della politica, parlo di quella politica con la P maiuscola, per l'organizzazione di eventi che sicuramente nel periodo
passami il termine, destagionalizzato, aiutino un po' queste strutture ricettive. E non parlo solo dei B&B, che sicuramente oggi non può essere considerato come un erogatore di letto e colazione, ma è un volano per l'economia locale, quindi un po' di aiuti maggiori in questo senso. Oggi tutte le iniziative sono lasciate al privato e noi B&B ovviamente soffriamo moltissimo questa situazione.